Bene, eccoci insieme anche oggi. In discussione in Consiglio regionale del Veneto la nuova edizione del Piano Casa, nato nel 2009 e che prevede lavori di ampliamento e adeguamento, anzi prevede agevolazioni per lavori di ampliamento e adeguamento di abitazioni e non, sulla base di norme precise che possono essere integrate dai comuni. Alcuni dati: si dice che a fine luglio 2013 le domande presentate sono state 62.000, 160 i metri cubi di dimensione media degli interventi residenziali, 600 i metri cubi di dimensione media degli interventi non residenziali, 3 miliardi di euro di investimenti attivabili dalle domande presentate. Beh, insomma, questi dati sono tutti importanti. Comunque Confartigianato del Veneto, di cui ospitiamo il presidente della categoria edili Paolo Bassani, ha alcuni suggerimenti da dare. Ma prima ancora mi viene da chiedere, secondo voi quanto è stato il contributo dato dal Piano Casa per limitare il problema della crisi del vostro settore? Il contributo è stato notevolissimo, perché da uno studio fatto, dalle 3.100 imprese che dal 2010 al 2012 hanno cessato e dei 10.000 dipendenti delle rispettive imprese che sono stati esonerati dal lavoro, le cifre sarebbero state ben più gravose, perché infatti si passava... Che già così, insomma. Già così è una cosa molto molto grave. Si passava alle 10.000 imprese e ai 25.000 lavoratori, quindi effettivamente temo che il Veneto non sarebbe quello che vediamo ora che è, insomma, se non ci fosse stato... Ma lei la vede proprio così o forse sono un po' gonfiate queste cifre? Parte di queste attività sicuramente contemplavano attività che comunque sarebbero state fatte, questo è indubbio. Logicamente anche il rapporto, se lo analizziamo, un 1 a 3 per impresa e un 1 a 2 invece per i dipendenti, capiamo che il Piano Casa interviene molto nella microimpresa, interviene molto nel lavoratore autonomo, interviene molto nell'entità impresa territoriale, 2 dipendenti, 3 dipendenti, e non tocca invece o tocca minimamente le imprese industriali. Questo lo si nota anche con questo studio, tutto sommato. Ciononostante voi alcuni suggerimenti, alcune correzioni le proponete? Noi li abbiamo già proposte e abbiamo integrato il Piano Casa, anche se come sta ora, visionandolo, come è stato proposto dalla Commissione e verrà portato in Consiglio la prossima settimana, è molto completo, perché prende in considerazione anche i vincoli idrogeologico, barriere architettoniche, ulteriori. Qui il fattore premiante è sempre la cubatura. L'unica cosa economica premiante è il fatto che gli oneri vengono totalmente abbattuti per la prima casa se ci sono fonti rinnovabili di energia, altrimenti può essere ridotto fino del 60% o del 50%, però sempre a discrezione dei comuni. Altra cosa, se si ricorda, nel precedente i comuni avevano un lasso di tempo entro il quale dovevano adottarlo o non adottarlo. Qui non si parla più di questa frase, quindi effettivamente se passa dovrebbe passare così. Noi aspettiamo di vedere la prossima settimana in Consiglio regionale cosa succederà, perché effettivamente non c'è più la facoltà di o di. Quindi inventeranno in Consiglio, presumo, un parametro, perché effettivamente se deve passare così, in un certo senso, superando i piani urbanistici e attuativi esistenti, forse molti sindaci si sentono un po' esautorati dal proprio ruolo di programmazione, forse il problema politico potrebbe proprio nascere, come è sempre stato d'altronde. Ecco, mi pare una caratteristica del nuovo Piano Casa è che è partito come misura straordinaria, stia oggi diventando permanente. È nato come legge economica per cercare di creare un po' di economia, cioè di possibilità, e anche un po' per tirar fuori un po' il risparmio di chi poteva farlo e fare l'ampliamento famoso di cui tutti avevano bisogno e la legge non aveva mai preso in considerazione. Ora però già il primo nel 2009, il secondo nel 2011, arriviamo al terzo che, da come è descritto, dovrebbe durare 5 anni, cioè domande per 5 anni, poi con la nuova normativa sui permessi di costruire le SCIA sono stati ampliati di altri 2 anni, quindi farebbe 5 più 5. Questo non lo so, però effettivamente io sacrificherei un anno per la sovranità del piano, perché se supera e può superare in toto per quello che è previsto i piani esistenti, sarà valido perché sarà socialmente
ben distribuito. Se sarà come l'altra volta, che effettivamente certi comuni l'hanno accettato, certi comuni l'hanno un po' respinto, il 75%, il 15% cioè, certi, cioè il 75% sono due terzi. Esatto, certi il No, qualche 15% l'ha aiutato, e dove l'ha aiutato effettivamente abbiamo avuto richieste del 60% in più, e speriamo, però il problema è sempre dei comuni che magari il comune a nord può, quello a sud no, quindi socialmente si creano anche spostamenti. Perché se io posso ampliare da una parte e dall'altra no, perché sotto della strada posso farla e sopra no? Perché era data la possibilità al singolo comune di decidere se sì o se no. Non so cosa succederà in Consiglio, sicuramente ci sarà una fattiva discussione su questo piano, anche perché, come ripeto, ora è molto completo, molto completo, anche il vincolo... Ciò vi soddisfa? Ci soddisfa a pieno, anche la limitazione, si può andare in deroga con le distanze, è la prima volta nella Repubblica Italiana. Cioè si può costruire più vicino? Sì, si può costruire in deroga, cioè costruire in deroga con le distanze noi costruttori sappiamo che è sempre stato un vincolo di proprietà, ora ci potrebbero stare delle deroghe, effettivamente vedremo come andrà a finire. Mi scusi, io capisco la sua soddisfazione, ma si veda dalla parte di noi cittadini. Sì, arriviamo... Noi temiamo un po' la cementificazione del territorio, no? Questo no. Anzi, se i cittadini hanno sempre criticato la programmazione urbanistica degli ultimi anni, ma negli ultimi 20 anni, perché era dettata da qualcun altro, effettivamente, che decideva gli insediamenti dove andava bene fossero fatti, ora con questo invece ogni singola persona diventa attore della propria urbanistica vicino a casa, cioè effettivamente... Questo non è che sia un bene di per sé, se ognuno pensa a se stesso. Se manca un disegno generale è peggio. No, è questo infatti, la critica che si può fare, che si dovrebbe fare, è che il piano casa un po' mette in discussione il fatto che da molto tempo ormai si parla di nuovi piani urbanistici totali, quartieri interi, per esempio Padova o altre zone molto vissute, e questo un po' andrebbe contro questa tendenza effettivamente. È pur vero però che, come dico, se parte dell'urbanistica la dovrà fare il piano casa ed è da contemplata da un lato, tutto il resto si può ricontemplare logicamente in piani urbanistici più ampi, perché le zone, logicamente i centri storici sarà, come dice lei, un po' un problema avere un ampliamento di qua e un ampliamento di là, questo sicuramente. Però diciamo che in un certo senso però porta il tiro da tutt'altra parte, perché finora abbiamo sempre criticato perché poche persone decidono l'urbanistica, tutto sommato. Le zone di insediamento... Voglio dire, ma se magari queste persone fossero competenti non sarebbe una cattiva idea, no? Ma se fossero state competenti forse non avremmo certi disastri, forse avremmo un'edilizia diffusa ma meno diffusa. Sì, ma non è che la deregulation però mi pare la soluzione migliore. No, infatti questo nasceva come legge economica, questo doveva portare economia. Ora si è ampliata di molto perché è andata a toccare tutti i fattori che riguardano l'edilizia e l'urbanistica, adesso logicamente comunque ci vorrà una regola, non potrà essere dato a tutti ovunque, è data, il diritto c'è, poi logicamente anche nel precedente... Chi decide? No, il diritto è di tutti, cioè se la zona non è impropria io posso ampliare, anzi quel minimo garantito dei 150 metri cubi, che sarebbero 50 metri quadri, è indipendente anche il fatto che io abbia una casa grande o piccola, perché anche se io ho una casina piccola, i 150 metri cubi li ho di diritto. Per l'amor di Dio, parliamoci chiaro, i vincoli rimangono, i vincoli culturali, storici e ambientali rimangono. Per le zone come da dove vengo io, dall'Asolano, dove abbiamo tutto vincolato, non è vero che si può ampliare come e dove si vuole. Cioè comunque c'è qualcuno che visiona il progetto, questo sempre. Quindi non è che sia un contesto, tutti possono fare quello che vogliono e vedremo cosa succede. Ma lei questo non lo chiama cementificare il territorio? Cementificare, io sinceramente avrei molto più spinto l'articolo 2, ma questo nasce anche da questo fatto. L'articolo 2 del piano casa precedente prevedeva l'ampliamento, però l'edificio rimaneva e veniva ampliato.
Poi le caratteristiche, le volumetrie cambiavano in base se facevi risparmio energetico o no, classe A, classe B. Ora il problema è che non è mai stato preso in considerazione, ed è quello che interessa a tutti noi, è l'articolo 3, la demolizione e ricostruzione. Effettivamente diventa una risistemazione urbana, anche tutto sommato, la demolizione e la ricostruzione. Però qui le percentuali di ampliamento su demolizione e ricostruzione sono notevoli, questo è indubbio. Scusi, ci faccia capire a noi. Io apprezzo molto la sua onestà intellettuale, ma demolizione e costruzione vuol dire che io ho una casa di 100 metri quadri, dico a caso, Sì. la demolisco e la ricostruisco da un'altra parte di 150? Non un'altra parte, ecco, questo non è altra parte. Beh, se è vincolo idrogeologico posso ricostruirla da un'altra parte proprio. Ampliandola. Ampliandola. Eh sì, questo è il fatto. Con limiti, perché se è zona agricola il massimo ampliabile è il massimo di zona agricola, però io posso ampliarla, addirittura se la porto, uso energie alternative, la porto in classe A, sì, addirittura certo, posso aumentare del 70% della cubatura. È pur vero, giustamente, tutti pensano, ci sta la speculazione, no, perché l'uso deve essere fatto come prima casa, tutto sommato, perché è ampliamento della prima casa o comunque di civile abitazione. Purtroppo... Io non stavo pensando alla speculazione, sto pensando comunque a un territorio che va in crisi dal punto di vista idrogeologico perché è troppo cementificato. Ma tutto sommato certi edifici... Poco magari, ma aumentiamo. Si parla di ampliamento, quindi poco o tanto, ampliamento, sempre ampliamento. Forse se tutti attivassero l'articolo 3, tutto sommato vedremo situazioni migliorative, perché vedremo edifici fatiscenti o magari che hanno vincoli un po' strani, essere ricostruiti totalmente. Ma è pur vero che arriviamo anche un po' lunghi, perché ora siamo in un'economia che io non penso che ci sia un'economia talmente grande che passato il piano casa tutti cominceranno ad ampliare o a ricostruire e demolire. Quindi diciamo che in un certo senso la paura della cementificazione va un po' rallentata anche da questo, tutto sommato. Solo per la congiuntura? L'incongiuntura sì, ce n'è. Cioè, vedo che effettivamente sarà un problema, sinceramente, che il piano casa abbia grandissimo sbocco nel prossimo anno dal lato economico, perché tutti vorrebbero, a tutti piacerebbe, però si nota già che parte delle domande fatte, analizzando con qualche professionista, si nota la domanda è lì, ma è lì che giace lì da qualche mese, è lì pronta, vedremo se effettivamente per non perdere il diritto. Intanto la discussione in Consiglio regionale, grazie a Paolo Bassani che è il Presidente degli edili di Confartigianato del Veneto. Alla prossima.